C'è un territorio nella bassa Pordenonese e nel vicino Veneto, compreso tra i comuni di Cordovado, Sestarreghena e Fratta di Fossalta, protagonista di alcune pagine di un romanzo storico scritto più di 150 anni fa da Ippolito Nievo. Si tratta delle celeberrime Confessioni di un italiano, un classico della letteratura che in alcuni passaggi del racconto fa intravedere sullo sfondo il paesaggio pittoresco del Friuli occidentale. Sono luoghi questi di innata suggestione, esaltati nella loro bellezza dalle parole dello stesso autore. Ed è proprio in queste zone che fa tappa Pordenone Legge il territorio, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Pordenone Legge. Lo scopo è quello di far conoscere, attraverso gli autori illustri della destra tagliamento o dei loro romanzi e racconti, un ambiente ricco di storia e cultura. Ippolito Nievo è dunque il protagonista di questo viaggio, che proporrà personaggi e luoghi ambientati nella bassa pordenonese, pennellati con la maestria e dovizia di particolari dallo scrittore, che ha vissuto la trasformazione della propria identità da veneziano ad italiano. Io nacqui veneziano ai 18 ottobre del 1775, giorno dell'Evangelista San Luca, e morrò per la grazia di Dio italiano, quando lo vorrà quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Ecco la morale della mia vita. Sono vecchio ormai, più che ottuagenario nell'anno che corre dell'era cristiana 1858, e pur giovane di cuore. Forse meglio che non fossi mai nella combattuta giovinezza e nella stanchissima virilità. Ippolito Nievo nacque a Padova il 30 novembre del 1831. La madre, Adele Marin, è figlia di Ippolita Colloredo. Dalla nonna prende quindi il nome l'artista, mentre dal cognome il castello presente nell'Udinese, dove verranno scritte nel 1857 le Confessioni di un italiano. Ippolito Nievo nasce nel mezzo proprio del Risorgimento. Teniamo conto che sono già usciti i Promessi Sposi, siamo nel pieno, insomma negli anni 30, nel pieno del moto romantico risorgimentale, e muore alla fine, alla conclusione dell'impresa garibaldina di cui ha fatto parte. È quindi una giovinezza collocata proprio nel cuore del romanticismo risorgimentale italiano, con tutti gli umori, con tutte le speranze, con tutte le illusioni, ma anche con tutta la fantasia e la forza che un giovane appunto di ottima famiglia, colto, appassionato delle lettere e delle arti, poteva avere in quel periodo. Nel romanzo viene narrata, sotto forma di un'autobiografia fittizia, la vicenda di Carlino Altoviti, personaggio che racconta in prima persona la propria vita trascorsa come patriota, ma soprattutto come uomo. Carlo Altoviti, che è Carlino nel romanzo all'inizio, è figlio di questi luoghi nella finzione romanzesca, insomma alter ego dell'autore, che questi luoghi li conosceva perché aveva dei parenti che aveva frequentato, e forse colpito fortemente appunto dalle immagini, dalla vita che qui ha vissuto. Cioè, qui sto parlando di un'area vasta che va da Colloredo di Montalbano fino a Fratta di Portogruaro, che ha il suo centro o epicentro proprio in Cordovado. Quello che vediamo però sono i piccoli luoghi, sono proprio i luoghi in cui si incontrano i personaggi, che invece vengono esaltati nelle pagine di Nievo, e Cordovado appunto ha almeno due di questi luoghi che sono diventati famosi, appunto, che sono il Mulino di Stalis e la Fontana del Bencheredo. Questi erano i luoghi dell'infanzia di Ippolito Nievo, quindi troviamo nella sua opera una vasta descrizione di quelli che sono i paesaggi naturali più nel minimo dettaglio, perché erano
i luoghi che lui stesso da piccolo aveva scoperto attraverso le sue lunghe passeggiate, questa immersione nei luoghi naturali che ha anche ispirato delle descrizioni memorabili. A pochi passi da Cordovado si trova la fontana di Venchiaredo, decantata da Nievo nel suo romanzo. In quest'oasi di verde, le sue limpide acque sorgive immergono il visitatore in alcune delle più belle pagine letterarie dell'Ottocento italiano presenti nelle Confessioni. In un paesaggio dai tratti paradisiaci si consumano le vicende di Doretta e del giovane innamorato Leopardo. Tra Cordovado e Venchiaredo, a 1 miglio dai due paesi, v'è una grande e limpida fontana che ha anche voce di contenere nelle sue acque molte qualità refrigeranti e salutari. Ma la ninfa della fontana non credette darsi unicamente alla virtù dell'acqua per adescare i devoti e si è recinta ad un così bello orizzonte di prati, di boschi e di cielo ed un'ombra così ospitale di ontani e saliceti che è in verità un recesso degno del pennello di Virgilio. Colà dunque, intorno a quella fontana, le vaghe fanciulle di Cordovado, di Venchiaredo e perfino di Teglio, di Fratta, di Morsano, di Cintello e di Bagnarola e di altri villaggi circonvicini costumano adunarsi da tempo immemorabili alle sere festive. L'amore preso da Leopardo, più assai che per la fontana, era per una bella ragazza che ci veniva sovente e nella quale egli si incontrò a soletto una bella mattina di primavera. Poco più lontano dalla fontana di Venchiaredo, alla fine di una larga strada in terra battuta sull'antico percorso che univa Cordovado all'antica abbazia di Sesto Regana, si trovano i mulini di Stalis. In questo luogo Nievo ambienta il racconto degli amanti Clara e Lucilio. Lucilio sudava per la fatica durata a moderarsi, ma la briga maggiore era quella di trarre in salvo la donzella. E in tal pensiero diede giù per una stradiciola laterale del villaggio e girando poi verso le strade di Venchiaredo giunse a gran passi trascinandosela dietro sulle praterie dei mulini, le cui ruote parevano corrersi dietro spruzzandosi acqua a vicenda, come tante pazzerelle. Entrarono dunque nel mulino, ma non ci trovarono alcuno, benché il fuoco scoppiettasse tuttavia in mezzo alle ceneri. La Clara arrossì tutta sotto gli sguardi del giovane. Era la prima volta che in una stanza e alla piena del fuoco riceveva nel cuore il loro mutuo linguaggio d'amore. Rispecchiando le caratteristiche tipiche della letteratura romantica dell'epoca, è la natura quindi il teatro che fa da sfondo a questi stupendi racconti, racchiusi dalla cornice di un ambiente che mette in evidenza il carattere e le doti umane dei protagonisti descritti dall'autore. Abbiamo chiaramente, in sintonia con lo spirito romantico, questa identificazione con la natura, questa necessità quasi di portare l'essere umano al contatto con la natura, che in Nievo è veramente non tanto la contrapposizione titanica, insomma, rispetto all'io del protagonista, ma è addirittura il luogo accogliente in cui si esaltano tutti i sentimenti, spesso sentimenti positivi, ed è una natura viva, vivace, simpatica addirittura
addirittura direi, o empatica nei confronti dell'uomo e soprattutto dei giovani innamorati che vi abitano. Cordovado, con la sua bellezza medievale, racchiusa nel borgo antico tra le due torri, è il luogo in cui prendono forma altri personaggi presenti all'interno delle confessioni di un italiano. La conoscenza con alcuni personaggi ispirò quelli che furono poi alcuni dei personaggi principali delle confessioni di un italiano, come la Pisana, che probabilmente fu una delle sue vere compagnie di gioco, una sua coetanea. Tra i tanti personaggi raccontati da Nievo spicca quella di Spaccafumo, il cui emblema lo si può vedere ancora oggi in una raffigurazione vicino al campanile del Duomo di Cordovado. Spaccafumo inizialmente era un fornaio, poi venne utilizzato da Nievo come personaggio di ribellione nei confronti dell'autorità e divenne quello che possiamo considerare oggi una sorta di Robin Hood della sua opera. Viene descritto in maniera molto, molto bonaria e viene anche accolto dalla popolazione in una maniera molto bonaria, perché tutti contribuivano nel sfamarlo, nell'ospitarlo nelle sue case e nel nasconderlo per proteggerlo, perché faceva gli interessi della popolazione stessa. Lo Spaccafumo era un fornaio di Cordovado, pittoresca terriciola tra Teglio e Venchiaredo, il quale, messosi in guerra aperta con le autorità circonvicine, dal prodigioso correre che faceva quando lo inseguivano, aveva conquistato la gloria d'un tale soprannome. Alle volte, dopo settimane e settimane che non s'era udito parlare di lui, egli compariva tranquillo, tranquillissimo alla messa parrocchiale di Cordovado. Tutto il popolo gli faceva festa, ma egli la messa non l'ascoltava che con un orecchio solo, e l'altro lo teneva ben attento verso la porta grande, pronto a scappare per la piccola, se si udisse venir di colà il passo greve e misurato della pattuglia. L'itinerario neviano di Pordenone legge il territorio prosegue in Veneto, a Fossalta, dove ha sede il castello di Fratta, un luogo questo quasi fantastico per la presenza delle rovine di un vecchio edificio descritte da Nievo nel capitolo primo delle Confessioni. Io vissi i miei primi anni nel castello di Fratta, il quale adesso è nulla più d'un mucchio di rovine, donde i contadini traggono a lor grado sassi e rottami per le fonde dei gelsi. Ma l'era a quei tempi un gran caseggiato con torri e torricelle, un gran ponte levatoio scassinato dalla vecchiaia e i più bei finestroni gotici che si potessero vedere tra il Lemene e il Tagliamento. In tutti i miei viaggi non mi è mai accaduto di veder fabbrica che disegnasse sul terreno una più bizzarra figura, né che avesse spigoli, cantoni, rientrature e sporgenze, da far meglio contenti tutti i punti cardinali ed intermedi della rosa dei venti.
percorso sulle orme di Ippolito Nievo propone infine una visita all'abbazia benedettina di Santa Maria in Silvis a Sesto a Reghena. L'abbazia è una grande costruzione romanica. Il complesso benedettino è il cuore del piccolo borgo situato alla sesta pietra miliare dalla colonia romana di Iulia Concordia, distanza dalla quale il paese ne assume il toponimo. La basilica è retta nelle forme romanico-bizantine e decorata da un ciclo di affreschi della scuola di Giotto. Nella cripta si conservano l'urna di Santa Anastasia, la quattrocentesca pietà in pietra arenaria e l'Annunciazione risalente agli inizi del XIV secolo. L'abbazia è stata fin dalle origini impreziosita dalle donazioni di Carlo Magno, che si possono trovare raffigurate nel ciclo di affreschi cavallereschi della loggetta situata all'ingresso.